Il contributo d'accesso è un'amenità in senso assoluto, è una tassa punto e basta. Noi abbiamo strutturato un piano completamente ristrutturato rispetto a ciò che è adesso, l'abbiamo calibrato in funzione a delle dinamiche che già esistono a livello mondiale. Faccio un esempio. Allora, innanzitutto a Venezia si paga una tassa di soggiorno molto bassa rispetto a altre città, quindi sicuramente aumentare la tassa di soggiorno, ma contestualmente dare l'opportunità ai turisti che sono a pernotare nel nostro comune di poter avere una grandissima opportunità di poter scontare questa stessa tassa attraverso due card. Una card molto easy per quanto riguarda coloro i quali stanno a risiedere nel comune per un paio di giorni, che darebbe accesso a una serie di musei ed una serie di scontistiche particolari, e una card sulla stessa fattispecie della New York Pass. Chi c'è stato sa di cosa sto parlando. È una card meravigliosa, ha un costo importante, si parla attorno ai $250 in America, ma comunque faremo la stessa cosa anche a Venezia, facoltativa. Se il turista l'acquista, automaticamente ha accesso a tutti i musei, ha lo sconto del 50% sui trasporti, ha la possibilità di avere interazione con attività commerciali che offrono delle scontistiche per chi ce l'ha, e questo sicuramente sarebbe un incentivo culturale per coloro i quali stanno più giorni nel nostro territorio. Per Roberto Agirmo, imprenditore nel settore turistico e candidato sindaco con Resistere Veneto alle prossime elezioni amministrative, sarebbe dunque questa la ricetta migliore per la gestione dei flussi turistici a Venezia. Poi mi permetto anche di dire che non si può non pensare di trovare una soluzione per i flussi nei periodi di altissima stagione, quindi sicuramente un monitoraggio subordinato ad una preregistrazione, quello sì. E dal nostro punto di vista, che sapete come la pensiamo, questo monitoraggio dovrebbe essere fatto, ma sono esentati i veneti. Agirmo poi, nel commentare l'approvazione di Roma Capitale, aggiunge: Roma Capitale vuol dire sostanzialmente che a Roma vengono dati maggiori poteri a livello legislativo anche e a livello di gestione economica del territorio. Bene, noi col nostro gruppo di Davide Lovat e Riccardo Sciomsky abbiamo proposto in regione di una cosa banale, semplicissima. Abbiamo detto, dato che a Roma stanno facendo questo, possiamo farlo anche per Venezia? Non abbiamo chiesto molto di particolare, che tra l'altro è molto meno di quello che vorremmo chiedere. Quindi abbiamo chiesto soltanto, lo fanno là, possiamo farlo anche qua? E voi, Consiglio regionale, siete d'accordo di portare questa istanza a livello parlamentare? Sapete cosa hanno risposto? Allora, i nostri due consiglieri hanno detto ovviamente sì, tutti gli altri perché hanno paura, è la parola giusta, paura di dispettire le segreterie di partito, o hanno il terrore di dimostrare ai cittadini che loro in realtà fanno solo quello che le direttive di partito gli dicono, si sono astenuti. È una vergogna. È una vergogna perché hanno dimostrato una volta di più che una volta che sei agganciato a un partito politico nazionale non sei libero di fare e di pensare. Per respirare devi aspettare